Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Sparatoria in piazza Palestro a Catania, ferito gravemente un 21enne ricoverato in codice rosso al Garibaldi Centro, indaga la polizia. Manipolatrice, mi hai distrutto, ti porterai a vita. Questo peso, l'agghiacciante testimonianza a Palermo prima di togliersi la vita. Un padre aveva scritto alla figlia 2 drammatiche lettere per le violenze fisiche e verbali subite da lei e dal suo fidanzato per estorcergli denaro. Ponte sconfitto il fronte del no, il Tribunale delle Imprese di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso di 104 cittadini contro la Stretto di Messina SPA. I medici del Trauma Center di Villa Sofia a Palermo sotto accusa dopo 2 morti di pazienti in attesa di interventi in ortopedia, passano al contrattacco e denunciano carenze di personale e strumenti. Schifani invece incontra i vertici dell'ospedale. Finanziati 350.000 euro per riqualificare via Toledo a Catania, ostaggio dell'illegalità, terra dei fuochi a pochi metri dal porto. Attenzione sulle droghe, una nuova ricerca conferma che anche un solo spinello può portare i giovanissimi a soffrire di malattie neuropsichiatriche perenni. Calciomercato, il Catania cede 3 calciatori, Ademonis a Südtirol, Popovic alla Puteolana e Silvestri alla Triestina. Ancora buonasera, apriamo con la cronaca, il nostro TG Far West a Catania, un giovane di 21 anni gravemente ferito a colpi d'arma da fuoco sotto lo sguardo attonito di decine di persone a Piazza Palestro. Il servizio di Tonino De Mana. Un agguato in piena regola, con l'obiettivo di uccidere, tanto spregiudicato da sparare una raffica di colpi in piazza Palestro, cuore pulsante di Catania, sotto lo sguardo attonito dei passanti. Poco distante era in corso di svolgimento un funerale con numerose persone davanti alla chiesa. Una dozzina di bossoli trovati per terra sparsi dalla piazza alla fontana e la rotatoria. Bersaglio dei sicari, giunti scooter, un giovane di 21 anni che appena sceso dall'auto che vedete è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco alla schiena. Il giovane, trovato a terra dagli agenti delle volanti intervenuti in seguito ad una telefonata al 112, è stato trasportato con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro, dove è arrivato in codice rosso per poi essere sottoposto ad una delicata operazione al torace. La prognosi è riservata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della scientifica che hanno delimitato una parte della piazza per effettuare i rilievi del caso. Sull'accaduto indaga la squadra mobile. Adesso torniamo sulla storia del papà suicida a Palermo. L'uomo, prima di togliersi la vita, aveva scritto 2 lettere con testimonianze agghiaccianti rivolte alla figlia. Il servizio è di Marco Gullà. Mi hai distrutto la vita, sei un'abile manipolatrice. Il papà suicida di Palermo ha lasciato 2 lettere e un testamento prima di impiccarsi nella sua abitazione. Da quei fogli emergerebbe il grido disperato contro la pressione psicologica e le richieste economiche della figlia, 14enne all'epoca dei fatti e ora 15enne e già mamma. In una delle lettere indirizzate alla figlia, l'uomo, trovato impiccato dal figlio, scriveva: estorcermi migliaia di euro, farmi gonfiare di botte, distruggermi la macchina, sputato, deriso, visto come un mostro che non sono. Adesso te la devi vedere con Dio e portarti per tutta la vita questo fardello, la mia morte e la distruzione della tua famiglia. Credimi, scrivo con tanto dolore dentro. Ti ringrazio di tutto, anche di non avermi fatto conoscere mio nipote. Vorrei perdonarti, ma non ci riesco. Non rabbia, ma disprezzo, lo stesso disprezzo che hai per me. Parole forti, dure, che l'uomo ha scritto prima di suicidarsi. Nel carcere minorile di Malaspina è rinchiuso il fidanzato della figlia del papà suicida. Le richieste di denaro erano quotidiane. Versami 50 euro per il papà del mio fidanzato, scriveva la ragazza. È detenuto. Proprio sul passato da pregiudicato del suocero, la figlia faceva leva per minacciare il padre. Se non mi dai 1.000 euro, scriveva in un WhatsApp, dico tutto al papà del mio ragazzo e ti faccio ammazzare per davvero. E poi le richieste anche del fidanzato della figlia: 500 euro per la PlayStation, un finanziamento per acquistare un ciclomotore, soldi per giocare d'azzardo. Una ragazzina, poco più che bambina, e il fidanzato, figlio di un pregiudicato, sono accusati di estorsione aggravata e di avere sostanzialmente indotto l'uomo al suicidio.
È morta Maria Liberata Spera, 87 anni, moglie di Benedetto Spera, il capomafia di Belmonte Bezzagno, condannato all'ergastolo. Il marito di 90 anni, che è detenuto al 41 bis del carcere di Opera Milano, ha chiesto un permesso per l'ultimo saluto alla moglie. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha negato al boss in passato un permesso per fare visita alla moglie malata, così come erano state respinte le richieste di un permesso premio e di differimento della pena per motivi di salute. È inammissibile, lo è, secondo il Tribunale di Roma, la class action di 104 cittadini contro la società Stretto di Messina SpA. Sconfitta per i signori del no, dice il vice premier Matteo Salvini. Orazio Longo. Arriva la decisione del Tribunale delle Imprese di Roma che ha respinto la class action presentata da 104 cittadini che avevano mosso un'azione inibitoria collettiva contro il ponte e in particolare contro la società Stretto di Messina SpA. La richiesta dei ricorrenti era quella di accertare la responsabilità della società e il danno ingiusto causato per la violazione del dovere di diligenza, correttezza e buona fede, proseguendo nell'attività per la realizzazione del ponte sullo Stretto, nonostante, secondo i ricorrenti, l'opera non abbia alcun reale interesse strategico e non sia fattibile sotto i profili ambientali, strutturali ed economici. Il loro ricorso è stato rigettato perché non c'è ancora un progetto definitivo. I giudici hanno sentenziato che non c'è alcun pregiudizio evidente, nessun danno ambientale in questa fase e quindi l'azione inibitoria è prematura e non è giustificata da alcuna motivazione, poiché la società Stretto di Messina agisce in base a una legge dello Stato e le procedure di approvazione del progetto definitivo sono ancora in corso. Nella sentenza, la 17ª sezione del Tribunale di Roma ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore della società Stretto di Messina nella misura di circa 240.000 euro, oltre agli oneri di legge. Per il vice premier Matteo Salvini quella di oggi è una sconfitta per i signori del no. Di importante risultato parla l'amministratore delegato della società Pietro Ciucci. L'obiettivo dei ricorrenti era unicamente quello di rallentare le procedure in corso, ha detto Ciucci, mentre i legali dei ricorrenti stanno ragionando su un ulteriore ricorso dopo aver letto le motivazioni della sentenza. Adesso apriamo la pagina della sanità perché passano al contrattacco i medici del Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo dopo l'accuse di morti di pazienti in attesa di interventi in ortopedia. Il pronto soccorso è al collasso per la carenza di personale e strumenti e i medici dicono sono sempre sotto continua minaccia da parte dei pazienti. Intanto proprio oggi il presidente della regione Renato Schifani ha incontrato i vertici dell'ospedale. Manlio Viola. Sale la tensione intorno alla sanità siciliana che non funziona e sale la tensione soprattutto intorno all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove nelle ultime settimane sono 2 i pazienti morti in attesa di un intervento in ortopedia. Si tratta delle vicende più drammatiche legate comunque a un pronto soccorso al collasso a prescindere, con pazienti che restano in attesa nei corridoi anche 2 o 3 giorni. Ma i medici non ci stanno ad essere additati come i responsabili. A parlare è il direttore del Trauma Center di Villa Sofia, Antonio Iacono, che è anche consigliere dell'Ordine dei Medici. Lavoriamo, dice, ormai in un contesto di profonda crisi operativa in ortopedia come in tutti gli altri reparti. Cronica mancanza di personale, risorse e medici sotto continue intimidazioni, denuncia il primario, secondo il quale sono proprio loro i destinatari della frustrazione dei pazienti. Secondo quanto riferito da Iacono, alcuni pazienti e familiari, esasperati dai tempi di attesa e dalla situazione di emergenza nei reparti, hanno minacciato in questi giorni i medici di rivolgersi alla stampa o ai propri legali con verbali formali qualora non fossero stati visitati immediatamente. Intanto il presidente dell'Ordine dei Medici, Toti Amato, ha convocato il primario di ortopedia di Villa Sofia, Davide Bonomo, al prossimo Consiglio dell'Ordine previsto domani per discutere della situazione e raccogliere proposte concrete per garantire la sicurezza dei sanitari. Nel pomeriggio di oggi invece il presidente della regione Renato Schifani ha incontrato a Palazzo d'Orlane il direttore sanitario e quello amministrativo dell'azienda ospedaliera che lui stesso aveva convocato. Schifani minaccia di far cadere teste se i dirigenti delle strutture sanitarie non si dimostreranno all'altezza di fronteggiare la situazione. I medici fuggono dal sistema sanitario pubblico, molti siciliani preferiscono farsi curare al nord e le gravi carenze strutturali allontanano la Sicilia dal resto d'Italia. Adelaide Barbagallo. Abbiamo pronto soccorsi con 2 medici, questo solo nella provincia di Catania, questo è veramente uno scandalo. Ai concorsi non si presenta nessuno, un motivo ci sarà. Il giovane non vede più la struttura pubblica come sistema attrattivo, ma come un sistema che è portatore di problemi, di cause, di percosse.
Carenza di personale e un'organizzazione spesso poco efficiente. Sono tanti i mali della sanità in Sicilia. Bisogna aumentare le aree di emergenza, bisogna attivare i posti letto che l'ultima rete ospedaliera del 2019 non ha visto attivare. Stiamo parlando di 2000 posti letto. Sempre più siciliani preferiscono farsi curare al nord. Secondo l'associazione Gimbe, se si dovesse andare avanti così, le regioni virtuose rischiano di non poter curare i loro residenti. In Sicilia i ritardi strutturali rischiano di allontanare l'isola dal resto d'Italia. Ci sono reparti che sono sottodimensionati e parliamo soprattutto dei reparti di emergenza-urgenza, quei reparti che fanno il front office e che devono garantire al cittadino la salute. La politica deve sapere che il sistema sanitario nazionale deve essere sostenuto senza se e senza ma, non possiamo più fare finta di niente o prorogare dei sistemi che sono solo fonte di spesa. E adesso a Catania, dove è stato inaugurato il nuovo servizio psichiatrico di diagnosi e cura del presidio ospedaliero Garibaldi Centro. Sono 10 posti letto in attesa di completare l'attivazione del servizio anche all'ospedale Cannizzaro. Simona Mazzone. Un importante tassello si aggiunge alla rete dei percorsi di salute mentale a Catania con l'inaugurazione del nuovo servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ASP all'interno del presidio ospedaliero Garibaldi Centro. Si tratta di una struttura ospedaliera che accoglie persone in situazioni di urgenza ed emergenza, pazienti che vivono in uno stato di sofferenza psichica quando non sia possibile mettere in atto idonee misure sanitarie extraospedaliere. Questi locali sono stati oggetto di corposi interventi di ristrutturazione eseguiti dall'Arnas Garibaldi e presentano alti standard di comfort e sicurezza. La realizzazione di questo sito è conseguenza dei lavori di ristrutturazione che sono iniziati all'ospedale Garibaldi, con la prospettiva che al completamento dei lavori avremo un'ulteriore sede operativa dove dare supporto e offerta ai pazienti bisognosi di cure. Il servizio è dotato di 10 posti letto e sarà operativo dal prossimo 10 gennaio in attesa di completare l'attivazione del servizio anche al Cannizzaro, dove si stanno realizzando lavori di ristrutturazione. Rimettiamo a disposizione posti letto per l'utenza, posti letto che fanno parte di un bacino territoriale ospedaliero ed è un esempio virtuoso di come lavorare insieme produca risultati che valgono per tutti. Gli ambienti dedicati alle attività occupazionali, agli interventi psicoterapici, all'intrattenimento e alla riabilitazione sono ampi e luminosi proprio per rendere più confortevole la condizione del ricovero ospedaliero. All'inaugurazione ha partecipato anche l'attore Gino Astorina. Una delegazione di rappresentanti di associazioni e movimenti politici è stata ricevuta oggi dal vice sindaco La Greca e dall'assessore ai servizi sociali Brucchieri per approfondire le questioni relative alle disposizioni vigenti per il controllo telematico dei varchi di accesso alle aree pedonali di Catania, con particolare riferimento ai cittadini diversamente abili. È stato chiarito che il contrassegno rilasciato alle persone con disabilità non è legato a una specifica targa di autovettura, ma alla stessa persona con disabilità. L'amministrazione comunale di Catania è disposta anche a valutare la possibilità che i diversamente abili, ove consentito, possano accedere, non solo con mezzi modificati, alle aree pedonali o a quelle a traffico limitato. Stamattina le associazioni avevano manifestato in sit-in sotto la prefettura contro la ZTL. E restiamo a Catania perché ci occupiamo di Via Toledo, speranze di rilancio per l'area che si trova a pochi passi dal porto di Catania, 350.000 euro per la riqualificazione. Il servizio di Tonino De Mana. La terra dei fuochi a pochi metri dal porto di Catania e dalla nuova pista ciclabile. Nelle immagini che vedete un uomo brucia guaine per racimolare pochi euro di rame. Poco più avanti un albero di Natale piantato da una residente, sradicato dall'aiuola e bruciato in quel che una volta era un campetto di calcio. Scene di ordinario degrado in via Moncada e in via Toledo, quest'ultimo oggetto di un intervento di riqualificazione da 350.000 euro inseriti nell'ambito dell'ultima finanziaria regionale. Soldi che serviranno ad una bonifica della zona dove attualmente si trovano tonnellate di rifiuti. Speriamo che con questo finanziamento della Regione si riesca a dare un po' di luce a questo centro. Basterà soltanto togliere i rifiuti da questa zona? È chiaro che no. In questo luogo fino al 1999 c'era un asilo, adesso restano soltanto lo scheletro, la spazzatura e i ricordi del custode. Era un asilo 23 anni fa, c'è più di 100 bambini, questo è un quartiere molto pulito. Ho dopo 23 anni
E c'è questa schifezza, un degrado enorme. A microfoni spenti, alcuni residenti che hanno chiesto l'anonimato per evitare ritorsioni parlano di una zona invivibile e pericolosa dove regnano spaccio di droga e prostituzione. Quasi nascosta dal nastro e da improvvisate barriere si scorge una scritta in colore rosso: Catania pulita. Non sappiamo se auspicio, goliardata o beffa. E sempre a Catania, all'Istituto Vaccarini, si è parlato dei rischi legati all'uso della cannabis. Una nuova ricerca conferma che anche un solo spinello può portare i giovanissimi a soffrire di malattie neuropsichiatriche perenni. Il servizio. I rischi legati all'uso della cannabis sono innumerevoli, maggiori di quanto si pensi, ma la vera notizia è che i giovani, soprattutto fino ai 15-16 anni, non ne sono a conoscenza. In questo senso è stato formativo e informativo l'incontro all'Istituto Superiore Vaccarini di Catania, dove vi è anche un indirizzo sportivo, tenuto dal professor Filippo Caraci, ordinario di farmacologia all'Università di Catania, che ha parlato ai ragazzi per sfatare alcuni miti e chiarire parecchi dubbi. Le attuali evidenze scientifiche suggeriscono che con le grandi quantità di THC, di questo principio attivo che c'è nella cannabis, già superiori ai 5 mg per sigaretta, possono causare una disfunzione cognitiva, cioè in sostanza un calo della memoria, della concentrazione. Non c'è grande consapevolezza sul danno neurotossico. Parlarne aiuta a conoscere i rischi cui si va incontro, anche perché la maggior parte dei ragazzi è disinformata. Per noi ragazzi è molto importante conoscere questi rischi perché molti non sono informati e soprattutto su quelli che ne fanno uso. Tu conoscevi tutti questi rischi che ci sono dietro alla cannabis? No, zero, non sapevo nulla, ma ne parlo a nome di tutti. Tra gli adolescenti anche chi è informato sui danni reali che provocano le droghe. Non bisogna rifugiarsi dietro a queste droghe, magari se si sta attraversando un periodo difficile. Io dico sempre che bisogna affrontare i problemi, bisogna andarci incontro e trovare sempre delle soluzioni. Delle reali conseguenze legate all'uso di droghe, anche definite leggere, si dovrebbe parlare con maggiore attenzione e precisione ai ragazzi, ma ancora, secondo il professore Caraci, sul territorio non si fa abbastanza. A Messina il presidente della regione e il sindaco insieme. La scusa è un progetto di rigenerazione urbana dei quartieri Camera e Visconti, però è un incontro istituzionale che ha anche un significato politico intenso. Francesco Triolo. Un grande progetto di rigenerazione urbana, un'area di 230.000 metri quadrati da valorizzare, è il secondo passo della riqualificazione di Messina, lo step successivo che arriva dopo le demolizioni. Tutto scritto nel piano città degli immobili pubblici che questa mattina è stato presentato al comune dal sindaco Federico Basile e dal presidente della regione Renato Schifani. Una presenza, quella del governatore, che va oltre l'aspetto istituzionale, che segna l'avvicinamento ormai consolidato del movimento di Cateno De Luca al centrodestra. Il CABIS, questo il nome del progetto, dalle iniziali di Camaro e Visconti e le zone interessate, vuole recuperare 280 abitazioni, non baracche, invece di demolirle, così da non sradicare i residenti nati e cresciuti nei due villaggi. Negli anni in cui le case saranno oggetto di ristrutturazione, i cittadini andrebbero ad abitare nelle due vicine caserme riconvertite in alloggi di transito. L'area interessata dal progetto CABIS va dalla baraccopoli di Camaro, passando per l'ex polveriera, fino alla baraccopoli di Visconti. È qui che sorgerà una città nella città, dotata di ampie aree verdi, quartieri ecologici, spazi e servizi per la libera fruizione e la socialità. Si raggiunge un obiettivo, quello della collaborazione istituzionale tra i vari livelli dello Stato, e questa sinergia favorisce la crescita e la qualità della vita dei cittadini. Ci sono centinaia di miliardi di immobili che appartengono allo Stato, non utilizzati dallo Stato, utilizzati dai cittadini in uno stato di abbandono. Si è fatto un salto di qualità oggi e penso e spero che se ne facciano tanti altri. Nel pomeriggio invece Schifani e Basile faranno un sopralluogo nell'area ex Sanderson, trasferita di recente al comune di Messina, che ora potrà avviare una programmazione concreta per la valorizzazione e il recupero dell'area. Adesso parliamo delle tensioni nella politica siciliana. Divergenze interne animano tanto la maggioranza di governo quanto il Partito Democratico, che all'opposizione si avvia al rinnovo della segreteria. Il servizio.
Inizio d'anno con tensioni all'interno delle coalizioni siciliane, tensioni nella maggioranza e tensioni nell'opposizione. Da un lato lo scontro interno a Fratelli d'Italia e la posizione imprevista del partito della Meloni all'interno della maggioranza sulle ex province, dall'altro la guerra fratricida dentro il PD che si avvicina al congresso per l'elezione del segretario. Nel Partito Democratico tiene banco la lettera di 16 dissidenti che attaccano il segretario uscente Anthony Barbagallo, intenzionato ad evitare le primarie. Lo scontro si consuma contro l'area della segretaria nazionale Elise Klein e in testa ai dissidenti c'è anche un parlamentare europeo come Giuseppe Lupo, ma anche l'ex segretario CISL Anna Maria Furlan, il capogruppo all'Ars Michele Catanzaro e tanti altri. Puntano a far annullare la convocazione dell'11 gennaio e impedire che a votare siano soltanto i tesserati in regola al 31 dicembre. Chiedono primarie aperte anche alla base e lo fanno con l'appoggio anche di tanti sindaci. Ma se l'opposizione è in subbuglio non sta bene neanche la maggioranza. Convocato per domani un vertice per affrontare i nodi del centrodestra, dove a sorpresa Fratelli d'Italia non sembra voler l'elezione a suffragio universale per le province, almeno a questo giro. Un tema delicato, visto che proprio 2 giorni fa il governatore Renato Schifani è tornato a rilanciare sull'argomento dopo la visita del presidente Mattarella a Militello Val di Catania. Nel vertice di maggioranza bisognerà affrontare anche le richieste di spazio da parte di chi non è rappresentato in giunta come noi moderati, ma anche le richieste di sottogoverno come quelle degli autonomisti. Tutti temi rinviati a gennaio, ma gennaio adesso è arrivato. Ad Agrigento adesso, al liceo Politi, si coltiva la legalità con la piantumazione della talea dell'albero del giudice Falcone. Servizio di Davide Sardo. Un messaggio di speranza e giustizia, quello lanciato dagli studenti del liceo Politi di Agrigento con la talea della legalità, un ponte tra istituzioni e giovani. Un momento di confronto sui valori della legalità che ha coinvolto studenti, istituzioni e associazioni. Io spero che da questo momento di confronto si possa anche evincere dalle giovani generazioni un segnale di speranza per questo territorio. Sappiamo che è una terra che è afflitta da tanti problemi e fenomenologie criminogene veramente molto marcate. Un messaggio di assoluta legalità che mette insieme un po' la storia di quello che è accaduto, ma soprattutto che si proietta verso il futuro. Il gesto simbolico della piantumazione di una talea dell'albero Falcone, proveniente dalla Calabria, ha rappresentato l'impegno collettivo per coltivare speranza, giustizia e libertà. La piantumazione di questa pianta, la talea dell'albero Falcone, è altamente simbolico, anche voglio dire per le caratteristiche di questa pianta, una pianta imponente, una pianta resistente, ci deve fare pensare che il contrasto alla legalità, non soltanto alla criminalità organizzata, deve sicuramente nel tempo più velocemente possibile soppiantare tutte le forme di illegalità che ci sono sul nostro territorio. Che noi puntiamo molto sul potere, dell'educazione per avere una società migliore, e una società migliore passa attraverso questi 2 binari: rispetto per la natura e rispetto per la legalità. Un'iniziativa che testimonia che il seme della legalità possa attecchire anche attraverso piccoli gesti simbolici per generare un futuro più consapevole e partecipato. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, ritorneremo subito dopo con tutte le ultime del calciomercato. Bentrovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Parliamo di calciomercato. Per il Catania ai saluti 3 calciatori. La società lavora invece per completare altre cessioni di atleti che non rientrano più nei piani per andare a completare l'organico, soprattutto con un portiere e un difensore. Servizio di Marco Carli. Cessioni in casa Catania, quello che serve almeno una parte per cominciare il mercato, che come risaputo doveva partire dagli esuberi o dai giocatori che non fanno più parte del progetto. Uno fra questi, lo sappiamo, è Adamonis, che oggi è andato ufficialmente al Sud Tirol. La formula: prestito con obbligo di acquisizione a titolo definitivo per gli altoatesini al verificarsi di determinate condizioni. Lascia il Catania anche Popovic, che va in prestito alla Puteolana dopo che di lui si era parlato per il Paternò. Invece ecco la formazione campana di Serie D che servirà
al giocatore per accumulare minuti preziosi in campo. Fatta anche per il trasferimento di Silvestri alla Triestina, il giocatore finito fra gli atleti in esubero era arrivato per la sua seconda avventura in rossazzurro nelle ultime ore del mercato estivo della scorsa stagione. Tirelli infine, giovane portiere, passa sempre con la formula del prestito dal Siena al Livorno, restando di proprietà del Catania. Le cessioni, come risaputo, servono soprattutto per privarsi degli ingaggi e dare la caccia ai tasselli che mancano per rinforzare la squadra. Il portiere prima di tutto, così come il difensore, ma sulla base delle prossime trattative in uscita si potrà andare a migliorare anche attacco e centrocampo. Almeno questo è l'obiettivo. Una trattativa che unisce due squadre siciliane, il Messina e il Catania, e quella per Monaco, pronto per i giallorossi, ma la situazione in casa messinese è particolare. Si attendono i voleri di Cissé, imprenditore lussemburghese e CEO di AAD Invest Group, nuovo proprietario, e contemporaneamente la firma del DS Roma. In casa Trapani Lentella accelera per Fall. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.